Domenica di festa in Corso delle Terme a Montegrotto per la tradizionale manifestazione che festeggia la primavera. Fiori e prodotti enogastronomici al centro, ma anche arte e artigianato tra le bancarelle. Molte anche le attività sulla via che hanno tenuto aperto e complice la tiepida e soleggiata giornata, in molti hanno affollato il corso, curiosi, turisti e molti avventori. Il clima di festa che abbiamo respirato in questa giornata è stato molto bello. Vedere tante persone, non solo di Montegrotto, ma provenienti anche da altri paesi e soprattutto turisti passeggiare nella nostra città è veramente una grande soddisfazione. Le tradizionali manifestazioni di Montegrotto Terme vanno valorizzate e dobbiamo farle crescere nel tempo, ha dichiarato l'assessore Laura Zanotto. Il prossimo appuntamento sarà a Montegrotto in Fiore, in Viale Stazione, il 6 maggio ed anche in quell'occasione sarà possibile trascorrere una giornata di relax all'aria aperta, ammirando bellissimi negozi e incantevoli fiori. Sfiscia Channel News, Montegrotto Terme.